Il penultimo femminicidio dell'anno in Italia, consumato in Sicilia, ci scuote ulteriormente sulla necessità di combattere con tutti gli strumenti un fenomeno che condanna l'intera società a un grado di barbarie ancestrale. Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali Mariella Ippolito nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione del piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. La campagna di sensibilizzazione dell'assessorato che stiamo promuovendo in rete con le associazioni e le scuole assolve proprio ai principi del piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Il Formez abbiamo pensato questo percorso che mira alla formazione, alla informazione, alla prevenzione, perché siamo convinti che il cambio deve essere assolutamente culturale e quindi abbiamo necessità di investire in questo senso. E inoltre diciamo, è bellissimo, io ho visto anche il logo UME, questo fiore resistente che contrasta tutte le forme di violenza, ma soprattutto la violenza di genere. Quindi per noi, sia come istituzioni, ma soprattutto forse come donne, è una cosa che ci sta molto a cuore. Voglio ricordare che la violenza di genere non è limitata all'omicidio. Siamo ancora sconvolti degli ultimi eventi che sono successi nella nostra isola. Il piano di contrasto alla violenza di genere è un piano molto articolato che prevede sia interventi diretti a supporto delle strutture e delle persone, delle strutture che si occupano delle donne e delle donne stesse, e poi prevede degli interventi di sensibilizzazione e di informazione con l'obiettivo di creare un uso culturale diverso progressivamente sul territorio. È secondo me particolarmente importante avere scelto come uno dei riferimenti le scuole. Le